Questa è la storia di un cavallo, anzi due. Un grande cavallo monumentale che Canova inizia ad elaborare nel 1806. Gli viene commissionato un monumento equestre per Napoleone. La storia però a volte cambia tutto e con la caduta di Napoleone e la restaurazione cambia anche la committenza. Il monumento che era destinato a Napoli, alla piazza del Plebiscito, diventerà un monumento per i Borbone. Canova realizza due grandi modelli in gesso, sono due opere monumentali, oltre 4 metri di altezza, opere imponenti per dimensione ma anche per tecnica costruttiva. I due modelli, ovvero le opere originali da cui poi trarre la fusione in bronzo, vennero donati nel 1850 da Giambattista Sartori Canova alla città di Bassano del Grappa. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, un bombardamento alleato colpì il Museo Civico di Bassano con numerose bombe. Il cavallo con cavaliere andò completamente distrutto in piccoli frammenti. Il cavallo senza cavaliere rimase fortunatamente illeso. Quando nel 1967 l'allora direttore Bruno Passamani intraprende una serie di importanti lavori al museo di restauro e di riallestimento, viene deciso di smontarlo e di collocarlo nei depositi per trovare una collocazione più giusta. Questa collocazione non fu mai trovata e da allora, dal 1969, questo cavallo giace in frammenti e in pezzi nei depositi dei musei civici. Oggi fortunatamente sappiamo che questo pionieristico restauro è possibile, una grande opera di recupero, di ricostruzione nelle parti mancanti, di ricostruzione della struttura interna che è andata completamente distrutta durante lo smontaggio del 1969. È possibile perché le tecnologie di restauro si sono molto evolute, è possibile perché finalmente abbiamo avviato una raccolta fondi da parte di sponsor privati e di sostenitori privati che accompagneranno il Comune di Bassano in questa grandissima operazione di restauro e di recupero di uno dei capolavori di Antonio Canova e di tutta la storia della scultura neoclassica.